Siamo in compagnia di Gianfranco Germanà, un altro pilota, lui è il proprietario di questo velivolo. Sì. Allora, andiamo a raccontarlo, spiegaci tutto su quest'aereo. Allora, l'aereo che vedete qua alle mie spalle è un P92 Eco Super, è nella categoria ultraleggeri. Praticamente ha un motore di 100 cavalli Rotax, come spiegava Sergio Colosimo appunto le scorse puntate. È una macchina più veloce però del suo, nel senso che il suo, come ha detto lui bene, è uno stollo, mentre il mio non lo è. Però ha sempre caratteristiche da, tra virgolette, ultraleggero. Significa che ha una situazione di praticamente di atterraggio di circa 70-75 km all'ora, però una crociera di 200-210 km all'ora. Quindi una macchina che permette degli spostamenti diciamo abbastanza ampi. Domandina, sono sul territorio, certo, e domandina, io sono sempre molto curioso, lo sanno ormai tutti, ma come ti è venuta in mente poi questa voglia di viaggiare, di salire su un aereo, di vedere il mondo dall'alto? Ma potrei ripetere tutto quello che ripetono un po' tutti, diciamo sin da bambino, eccetera, eccetera, Ce eccetera. l'avevi già nel cuore. Questa è una grande verità. E il fatto stesso che praticamente ho iniziato col volo VDS, cioè volo da diporto sportivo, che è la nostra, tra virgolette, passione, no? E poi anche ho continuato come pilota privato ad Olbia in quello che è il discorso di PPL. Questo però è, diciamo, è in assoluta libertà, fatto in assoluta libertà. E come vedete ci muoviamo su campi, quindi si va a trovare gli amici piuttosto Da un campo all'altro. esatto, sì, per farsi due chiacchiere, eccetera. Ascolta, eccetera. ma ti è mai successo qualcosa in volo di simpatico, carino, che ti è rimasto dentro nel cuore, o qualcosa che ti ha dato delle emozioni talmente grandi che non puoi più dimenticare? Qualcosa in particolare no, perché in tutte le, tra virgolette, tanti voli che si sono fatti, ogni volta che si vede magari un'alba o piuttosto un tramonto, quello che noi abbiamo ogni giorno qua, come il mare, eccetera, eccetera, ci sono sempre grandi emozioni. Noi vediamo Platamona ogni giorno, no? Lo sappiamo che, diciamo, Platamona è un posto un po' particolare, nel senso che è bellissimo, visto dall'alto, lo stagno, sono delle cose magnifiche secondo me che io proporrei a tutti di vedere. Io non vedo l'ora che voi iniziate il prossimo anno a creare qui la scuola, qui Gulp, lo ricordiamo, in questo campovolo Platamona, che create quanto prima la scuola. Magari ci vengo anch'io, mi piacerebbe imparare, perché tutti possono farlo, no? Lo possono fare tutti ed è una cosa apertissima a tutti. Non ci sono grandi problematiche dal punto di vista, per esempio, legislativo o altro, quindi insomma l'importante è che ci sia una scuola, si fa una visita e poi si fa quello che si deve fare in una scuola, quindi ci saranno delle lezioni sia a terra che in volo, giustamente perché il volo fa parte integrante, anzi la parte fondamentale di quello che è diciamo la formazione del pilota, di ogni pilota. Certo. Ma questa è l'ultima domanda, poi ti lasciamo, ma quali restrizioni ci sono, per esempio, quando voi andate in volo? Quali, scusami? Restrizioni ci sono quando andate in volo? Esistono, cosa si può fare, cosa non si può fare? Allora, prima di tutto ogni pilota, e questo da quello più piccolo tra virgolette, inteso come praticamente VDS, a quello che è Air One, no? per intenderci, dovranno tutti fare dei controlli in modo tale da essere qualitativi con quello che sarà il loro volo, quindi la qualità stessa del volo. Però le restrizioni ce ne sono varie, nel senso che poi alla fine, se noi abbiamo un CTR, cioè una zona per esempio di traffico aeroportuale, non ci si può entrare, in certe zone sì, in certe zone no, possiamo volare una certa quota, andiamo dai 500 ai 1000, ecco, ci sono delle leggi alle quali per forza di cose bisogna stare. Queste sono solo due le cose, poi è legato tutto, come si è detto, alla 106, una legge che è nata appunto, come è stato detto, un po' di anni fa, che riguarda praticamente questo tipo di volo. Guarda, io sono contento di avervi conosciuto, di aver parlato di questi aerei. La promessa è di ritornare ancora qui da parte mia, e la promessa da parte vostra che ci invitiate, perché ci piacerebbe un giorno anche, come dire, sottolineare questo grande divertimento del volo insieme a tanti vostri colleghi tra un campo di volo e l'altro. Certo. E io spero di avervi ancora qua come ospiti, ma non solo, anche per promuovere, diciamo così, quella che è una grande, secondo me, realtà
realtà ormai importante realtà del volo, che è quello del VDS, volo ultraleggero. Ciao, grazie. Ciao. Samurai, samurai, if you ever dream, hesitate, wonder why, and on the angle you have seen. Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa. Samurai, samurai, that's your front coat, no light shines in your eyes, no burning flame in your soul. Oh, whoa, oh, whoa. E siamo qui, Gulp, che poi spiegheremo che vuol dire. Gruppo Ultraleggeri Platamona. Ora, per i nostri telespettatori che ci stanno guardando e che sono, immagino, incuriositi poi da questi velivoli, io vorrei sapere se ti è mai capitato, non so, di avere qualche esperienza che ricordi e che ti fa anche sorridere poi, no? Sai quelle esperienze che succedono in volo? Ma sì, esperienze curiose ne capitano spesso. Il bello di questo volo appunto è questo, che si può volare un pochino dappertutto, è un volo libero, ecco, a differenza dell'aviazione generale. A volte si passa in alcuni punti, io ricordo l'anno scorso andando verso Stintino, sotto di me volavo basso a 20-30 metri sull'acqua e sotto avevo 3 o 4 delfini che io seguivo i delfini, diciamo, mi sono messo a una velocità bassina, seguivo i delfini e loro venivano sotto di me. E non hai avuto la prontezza di portarti appresso una telecamera, sarebbe stato bellissimo. Ero da solo purtroppo e quello è stata proprio un'occasione persa. E poi sempre un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo bene, forse 2 anni, il passaggio qui degli squali elefante. Erano qua, c'erano 4-5 esemplari e insomma visti dall'alto, insomma, fanno una certa impressione vederli, li vedi proprio nella loro a pelo d'acqua, così danno bella... insomma, allora, meglio restare in volo che scendere. Seguendo Lello, scusami Lello, ora avvicinati, io vorrei sapere, visto che siamo in chiusura anche di questa puntata, no? Io vorrei sapere da te, ma ti sei divertito in volo? Sì, Ci sentiamo, ci salutiamo, appuntamento alla prossima puntata, ciao a tutti, ciao ciao.